Audio Jungle. Audio Jungle. Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia e al Veneto orientale. A Passons, frazione di Pasian di Prato, è nato un comitato per dire no all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che dovrebbero essere ospitati in un'abitazione privata del paese. Tante le preoccupazioni dei cittadini del luogo, che hanno anche firmato una petizione per dire no a questi arrivi. Secondo quanto pubblicato da un organo di stampa locale, sembra però che in tale struttura non saranno più accolti minori stranieri, ma donne in difficoltà con eventuali figli, fatto che, sempre secondo ciò che è stato pubblicato, sarebbe stato confermato anche da un referente della cooperativa che si occupa del progetto di integrazione. In attesa degli sviluppi della vicenda, le nostre telecamere si sono recate a Passons per ascoltare i membri del comitato e per dare voce alle loro ragioni. Sentiamo. Ci troviamo a Passons, una frazione di Pasian di Prato di circa 2800 abitanti, perché è nato un comitato che si chiama Comitato Passons, che è contrario all'arrivo di minori stranieri. Sì, diciamo che voi ci tenete a dire che non c'è nulla a che vedere con una discriminazione nei confronti degli stranieri. Qui non si innesca il discorso del razzismo, assolutamente, anche perché il presidente del nostro gruppo è un immigrato, è un signore albanese che si è perfettamente integrato e abita proprio di fronte al presunto insediamento, è padre di due ragazze adolescenti e si è speso in prima persona proprio perché sensibile a tale argomento, in quanto proprio direttamente interessato proprio nel termine stesso del significato della parola, perché lui è proprio un dirimpettaio della destinazione di questo presunto insediamento. Avete già raggiunto anche numerose firme aderenti a questa iniziativa contro l'arrivo di questi minori. E al momento abbiamo raggiunto circa 500 adesioni a tale petizione. Per cui la cosa è particolarmente sentita nel paese, ma non solo nel paese di Passons, ma anche nella frazione di Nogaredo, che è qui confinante. Ricordo che un precedente analogo a tale insediamento è successo l'anno scorso a Santa Caterina, con un incendio dove uno di questi ragazzi ospitati purtroppo ha perso la vita. Il vostro è un comune vicino a Udine, dove si sa che in questo periodo ci sono delle preoccupazioni legate un po' a quella che è la sicurezza. Ecco, voi vi sentite forse impauriti per questo? Avete paura che questo fenomeno possa anche diffondersi a Passons? Sì, ovviamente sì. Uno degli scopi della costituzione del comitato è stato proprio questo, di sensibilizzare le persone, qualora non ne fossero a conoscenza di quali conseguenze potrebbe avere un insediamento del genere in un territorio come questo, che è prettamente urbano, di cui per dire non esiste neanche un presidio di una stazione dei carabinieri, tanto per dire, se vogliamo rimanere nei termini di sicurezza. Per cui la gente è preoccupata e noi non riteniamo che questa zona sia la destinazione corretta per fare un tipo di insediamento come quello che si intenderebbe fare in sostanza. Avete paura quindi che questi minori non riescano ad integrarsi con il territorio? Ma considerati i precedenti, considerando tutto quello che sta succedendo, soprattutto negli ultimi giorni, sì, la preoccupazione è proprio questa. Diciamo che siamo sotto periodo di elezioni comunali, ovviamente non si fanno nomi, però vorrei che voi cercaste di farci capire che cosa chiederete al futuro sindaco. Noi, per quello che possiamo nel nostro piccolo, chiederemo al sindaco se non altro che si batta per il proprio territorio.
con i precedenti che sono già successi in altre occasioni da parte di altri sindaci che si sono spesi in prima persona per la difesa del proprio territorio, noi chiederemo al futuro sindaco, che sia chiunque sia il futuro sindaco, ripeto, lo scopo dell'istituzione del gruppo non ha fini politici ed è trasversale, per cui chiunque intende aderirci sa benissimo che non ha connotazioni politiche e non vogliamo che sia strumentalizzato da chi che sia. Quindi alla sua domanda rispondo: al futuro sindaco noi chiederemo di battersi per il proprio territorio. Marco Michelic, altro membro di questo comitato, perché siete preoccupati? Diciamo che la preoccupazione di questo insediamento è dettata dal fatto che comunque la zona è, come ha detto anche il buon Michele, è una zona residenziale, è abitata da molte persone anziane, spesso e volentieri sole, spesso e volentieri sono donne. Se vogliamo aggiungere anche un'altra preoccupazione è data dal fatto che ci sono molti anche bambini, ad esempio bambini sotto i 5 anni, sotto i 10 anni o adolescenti che ovviamente correrebbero rischi, vista anche la situazione negli altri centri, come diceva anche Michele. Quindi diciamo che siamo preoccupati a livello proprio di vita sociale, che purtroppo subirebbe probabilmente dei danni. Volevo chiedere anche a Mario Quaino, altro membro di questo comitato, se c'è secondo lui davvero una possibilità, magari in futuro con una politica giusta, di poter integrare questi giovani nel territorio. Mi avvicino. Come è stato già esposto, il territorio non è a prescindere contrario alle forme di integrazione, tant'è che qui sul territorio esistono una molteplicità di associazioni, dal teatro, dalla banda musicale, dai ballerini, dai cori, quindi ci sono una serie di iniziative che tengono molto vivo questa frazione in questo comune. Quindi nessun pregiudizio e nessuna esclusione per chi volesse in qualche maniera integrarsi. E le associazioni sicuramente sarebbero ben contente di far partecipare chiunque a queste attività, però c'è un però. Il problema è, tornando all'origine della nostra preoccupazione, è sempre il discorso dell'integrazione fatta in un certo modo. Cioè chiunque venga sui territori deve prima di tutto imparare i doveri, perché di diritti ne hanno già a sufficienza, ma se tu non rispetti i doveri, a questo punto si incrina l'asse dell'equilibrio e a questo punto tutto si complica, tutto diventa più difficile. Quindi questa è la premessa: se le regole sono rispettate, chiunque è benvenuto, diversamente bisogna in qualche maniera provvedere. Cambiamo argomento. La frana di Cazzaso è nota sin dall'Ottocento. A causa delle precipitazioni degli ultimi giorni, questo storico fronte franoso, già sorvegliato speciale, si sta muovendo. Per questo ieri si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura a Udine con il coinvolgimento di Regione, Protezione Civile, Comune di Tolmezzo e OGS per monitorare attentamente la situazione. L'assessore regionale alla Protezione Civile, alla fine dei lavori del tavolo tecnico, ha spiegato che la frana di Cazzaso non va né drammatizzata né sottovalutata e che sono in corso degli studi sempre più approfonditi per comprendere meglio la natura di questo storico fronte franoso. L'assessore ha spiegato che sono all'opera professionisti per definire le soglie di rischio necessarie per allertare in modo automatico la popolazione in caso di reale pericolo. Spostiamoci a Udine. Nella mattinata di ieri, lunedì 27 maggio, sono ufficialmente partiti i lavori di abbattimento di diversi edifici pericolanti in via Ronchi, in prossimità di Viale Trieste. Si tratta di un intervento atteso da anni, sia per la pericolosità delle mura perimetrali delle case, ormai pressoché vicine al crollo, sia per la situazione igienico-sanitaria dell'area, che ad oggi è completamente invasa da arbusti e vegetazione spontanea. I lavori partiranno con la rimozione del folto insieme di rovi e arbusti, in modo da liberare l'area interna e metterla in sicurezza per il posizionamento dei macchinari per il successivo abbattimento
abbattimento delle mura. Negli scorsi giorni è stato recintato il perimetro d'azione e sono stati posizionati lungo il tratto di via Ronchi interessato dall'intervento i divieti di sosta temporanei, fondamentali per consentire il posizionamento dei primi mezzi di cantiere. Nelle scorse settimane sono stati eseguiti vasti interventi di derattizzazione che saranno ripetuti nuovamente alla fine dei lavori. In queste prime fasi si verificherà anche la presenza di eventuali colonie feline o di altri animali. Cambiamo argomento. La sede della Regione Friuli Venezia Giulia ha ospitato la presentazione ufficiale di Risonanze Festival, dove la natura è musica, kermesse musicale che riporta gli strumenti a suonare lì dove sono nati, al cospetto degli abeti di risonanza della Val Saisera, eccellenza mondiale. Quest'anno Risonanze Festival regalerà tante novità. La principale è quella di espandersi lungo 4 fine settimana in cui sarà la musica a farla da padrona. Non solo concerti, ma tante iniziative che avranno come palcoscenico i maestosi alberi che, grazie alla sapiente arte dei liutai, diventano strumenti musicali suonati da artisti provenienti da tutto il mondo. Un festival creato dal comune di Malborghetto Valbruna ormai 9 anni fa con lo scopo di unire ciò che nasce in Val Canale, spiega il direttore artistico Alberto Busettini. Si vuole portare in valle l'artigiano che si occupa di realizzare lo strumento musicale e l'artista che suonerà quello strumento. Ci sono solo 9 luoghi in tutta Europa dove si possono trovare gli abeti di risonanza. 2 sono in Italia e 1 è in Val Canale, conclude Busettini. Il cartellone di Risonanze Festival parte il 2 giugno con il concerto inaugurale della Friuli Venezia Giulia Orchestra inserito nel progetto Tartini Bis. Il cartellone completo è consultabile su www.risonanzefestival.com. Tutte le informazioni sono reperibili non solo sul sito internet ma anche attraverso la pagina Facebook ed Instagram. Domenica a Caorle i protagonisti sulla spiaggia del villaggio San Francesco sono stati i cani bagnini. I Dog Rescue hanno dato dimostrazioni di come un pelosone ben addestrato possa prestare soccorso in contesti di emergenza. Ma la vera protagonista della giornata organizzata dal team di Bee Holiday è stata Daisy, una chihuahua di 8 anni nominata ad honorem mascotte di Bee Holiday Bow Watch e della scuola cinofila Professione Cane, che ha voluto cimentarsi in una dimostrazione di soccorso in mare. Tra gli applausi dei turisti, per nulla intimorita dai suoi colleghi più grandi, Daisy non ha esitato a indossare la imbragatura, a lanciarsi tra le onde e a trainare il suo salvagente. Un evento che ha riscosso grande successo. La spiaggia era molto affollata, complice la bella giornata, spiega Michael Brioschi-Ghiné di Bee Holiday, coordinatore dell'iniziativa. E una volta terminate le dimostrazioni, inclusa quella di Daisy, che è stata un bel fuori programma, si è anche potuto far provare l'esperienza ai proprietari di nuotare assieme ai propri cani. A impartire i comandi a Daisy c'era Lien, 55 anni, veneziana, da 3 anni è impegnata nel bellissimo mondo dei cani da salvataggio, i rescue dog appunto. Il fratellone di Daisy si chiama invece Magellano ed è un bel golden retriever. E qui ovviamente parliamo di tutt'altra stazza, ma Daisy di certo non si fa intimorire. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.